Lo sapete che tanti anni fa nelle nostre campagne c'erano delle strane figure chiamate teste bicolori? Sì, in realtà non si trattava di alieni, non si trattava di popolazioni di extraterrestri, ma in realtà erano quelle persone che lavoravano in particolare all'aperto, ma lavoravano soprattutto nelle nostre campagne, e per proteggersi dal caldo, dal sole, dalle grandi temperature, sempre portavano dei grandi cappelli, così come il cappello che portavo io, no? Che era il classico cappello, il cappello dell'orto, come lo definivo io. Però quando alla domenica ci si vestiva a festa e si entrava in particolare in chiesa, era abitudine togliere il cappello in segno di rispetto per questo luogo di culto. E allora apparivano insomma le teste di questi signori colorate per metà abbronzate, e che invece celavano la parte superiore del capo, in particolare quando non c'erano i capelli, rivelavano la classica pelata bianca. E quindi insomma da ragazzi si definiva e si parlava di queste teste bicolori. In realtà tutto il mondo legato al cappello, in quanto era un accessorio che faceva proprio parte della quotidianità, faceva parte proprio dell'abbigliamento, legati al mondo del cappello ci sono tutta una serie di detti. Porta il cappello sulle 23 per definire una persona strana che portava sempre il cappello un po' storto, oppure l'attacca il cappello al chiodo per dire di una persona che ormai aveva abbandonato quasi le proprie idee per seguire i pensieri di altri. E ancora ad oggi insomma ci sono grandi detti legati al cappello, anche il modo di dire costa come una girata del cappello, per dire costa poco. Ed è interessante scoprire via via, accogliendo i nostri ospiti, tanti modi di dire legati alle abitudini quotidiane o legate agli accessori delle nostre persone. Se anche voi avete qualche chiacchiera da raccontare, qualche aneddoto, vi invito a farlo, magari a contattarmi, a utilizzare le chat dove noi siamo presenti, abbandonandoci quindi a qualche ciaccola e a qualche sfurezzo come faccio io oggi. Ciao!